Siamo in uno dei tanti quartieri di Favara dove è viva la tradizione di San Giuseppe. La minestra di San Giuseppe è uno degli elementi importanti di questa tradizione ultracentenaria. C'è l'aspetto religioso, quello del santo, c'è l'aspetto dello spettacolo, quello delle tante serate che ci sono in piazza Cavour, ma soprattutto c'è l'aspetto di questa splendida minestra. Si chiama minestra di San Giuseppe in onore proprio del santo e qui a Favara ha una caratteristica particolare. Le famiglie o le associazioni come queste si riuniscono. Una volta nei tempi si faceva la questua, ovvero si andava in giro per il quartiere e si chiedeva ad ognuno di dare un qualcosa, di partecipare alla minestra. Adesso insomma siamo forse in un'età e in un momento migliore, allora magari ci mette una quota ciascuno e si compra tutto, però c'è la partecipazione di tutti, chi prepara i legumi, chi pulisce le verdure, chi spezzetta la pasta, proprio perché la pasta deve essere fatta da tante componenti. Ecco, questa è la festa di San Giuseppe. Per una settimana a Favara in tutti i quartieri c'è un profumo eccezionale. Voi non potete sentire, ma potete sicuramente vedere questa bellissima componente che poi io naturalmente mangerò e vi saprò dire com'è. Nostro Signore, Amen. E ravviva in noi, o Padre, nel segno dell'acqua benedetta, l'adesione a Gesù che è via, verità e vita. Amen. E questa benedizione, anche se l'acqua non arriva a tutti, arriverà sicuramente a tutti voi. E andiamo a benedire la minestra. Viva San Giuseppe! San Giuseppe, anche questo è l'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni a Favara, ne è un segno eloquente. In questi giorni Favara profuma di pane, profuma di minestra, una minestra che viene preparata con sacrificio dalle famiglie che hanno ricevuto una grazia, ma che prodigiosamente arriva in tutte le case di Favara, con le persone che portano contenitori, pentole, e la fanno arrivare anche quando non sono fisicamente presenti. Il segno di una tradizione che continua, il segno di una fede che viene coltivata e tramandata alle altre generazioni, per cui affidiamo a San Giuseppe in questi giorni tutte le famiglie di Favara. Sindaco, San Giuseppe è senz'altro religiosità, ma San Giuseppe è anche tradizione popolare, e stare insieme e dividere anche un piatto di minestra. Soprattutto comunità, vedete, io lo dico sempre, la festa di San Giuseppe quest'anno, l'anno scorso è ricordata soprattutto per i cantanti, diciamo per la festa in piazza, ma la vera festa è questa qua, dove ogni quartiere in comunità crea questi momenti bellissimi di aggregazione, e tu dove vedi tutta la città che viene a prendere la minestra, anche con le pentole, a volte portarla a casa per chi non può uscire, ed è un momento in cui c'è la ricollaborazione tra i quartieri, si fa comunità, si sta tutti assieme. In questa settimana possiamo dire che veramente Favara è al centro della Sicilia anche per quanto riguarda un sano divertimento. Sì, abbiamo uno dei cartelli più completi che c'è in Sicilia, 7 serate piene, una festa che non solo di piazza, perché ogni sera la presenza dei favaresi è massiccia, ma non solo dei favaresi, soprattutto dei nostri immigrati che si sono organizzati quest'anno per essere presenti durante i festeggiamenti di San Giuseppe. Però ripeto, la cosa spettacolare è che siamo al centro e molti vengono da fuori anche per vedere la tradizione delle minestrate. Vedi che c'è tanti turisti, c'è tanta gente che viene di fuori incuriosita da questa nostra bellissima tradizione. La festa di San Giuseppe a Favara per quest'anno vuol dire anche un'intera settimana di spettacoli e concerti. L'apertura domenica scorsa con il concerto di Paolo Meneguzzi, a seguire martedì il meraviglioso concerto di Danilo Sacco, lo storico cantante dei Nomadi. Questa sera invece tocca a uno dei complessi italiani più longevi e sicuramente più seguiti, ovvero i Cugini di Campagna. Sabato sarà la volta di Fiordaliso. Domenica la giornata festiva è dedicata esclusivamente al santo, con le sante messe, la processione e i fuochi pirotecnici finali. San Giuseppe 2024 a Favara si conclude lunedì prossimo, dove sono attesi veramente migliaia e migliaia di persone per il concerto di LDA. La festa è verso il suolo.
grande senza te, un meccanismo come tanti che